Parliamo Napolitanos. Riceviamo le ultime notizie dal Napoli prima di chiedervi di mettere mi piace a questo video e iscriversi al canale così rimani sempre aggiornato sulle notizie dal Napoli. Andiamo al video. Da 0 a 100 per il mercato del Napoli, che nelle ultime ore si è incredibilmente sbloccato. Incredibile infatti quello che la squadra campana ha realizzato durante la permanenza in Arabia Saudita, con Meluso e De Laurentiis capaci di dare il gas direttamente da Riyadh. Dopo l'arrivo di Mazzocchi, una sorta di stand-by ha caratterizzato l'ambiente azzurro, ripreso però dopo quanto accaduto recentemente. Dopo la conclusione del golpe di Traoré e l'all-in di Barak, un nuovo accordo emerge all'ombra del Vesuvio. Ha dell'incredibile quanto appena comunicato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio nel suo profilo 10. Quest'ultimo infatti ha riferito che è stato raggiunto un accordo tra Ngonge e il Napoli, che ora sarebbe ad un passo dal sottrarre il suo giocatore più talentuoso al Verona. Ha così superato la concorrenza di Fiorentina e Real Sociedad, che nelle ultime ore sembravano essere entrate nella marcia decisiva. Circa 18 milioni, con annessi bonus, sono le somme pagate dal Napoli in questa operazione. Numeri molto più alti rispetto alle richieste iniziali di 12 milioni avanzate dal club veronese, ma incrementate dalla concorrenza agguerrita. Il belga classe 2000 si prepara quindi a lasciare il Veneto dopo appena un anno, dopo il suo arrivo nell'ultima finestra di mercato invernale. Un'avventura, quella con la maglia dell'Hellas, caratterizzata da 11 gol complessivi in 30 partite, la maggior parte dei quali avvenuti solo nella prima parte della stagione in corso. Per Ngonge, finora unico baluardo di speranza del pessimo Verona, ha messo a segno 6 gol e 2 assist in 19 partite, capaci di alimentare l'interesse su di sé. Secondo voi tifosi del Napoli, vale la pena esistere su questo giocatore? O no? Lasciate qui il vostro commento sul video ed iscrivetevi al canale.